Sono Jessica Preo, in Eneip Veneto mi occupo del coordinamento degli stage e dell'inserimento lavorativo dei nostri ragazzi curando il rapporto con le aziende del territorio. Nella formazione professionale esistono due tipologie di percorso. Il percorso tradizionale che prevede che i ragazzi frequentino 4 anni scolastici, in seconda e in terza frequentano uno stage curriculare, durante il quarto anno iniziano con l'alternanza scuola-lavoro. Poi c'è il percorso duale che prevede che invece i ragazzi già dal secondo anno inizino con l'alternanza scuola-lavoro. Durante l'alternanza scuola-lavoro i ragazzi fanno 495 ore di formazione a scuola e 495 ore di formazione in azienda. La formazione in azienda può essere gestita tramite un semplice stage oppure c'è la possibilità di attivare un apprendistato di primo livello. Sono Rachele, ho frequentato l'Eneip di Piazzola sul Brenta, indirizzo Sala Bar. Ho scelto questo indirizzo perché mi piace stare a contatto con la gente e adesso lavoro al Civico 44 di Piazzola sul Brenta e spero di continuare perché è un locale che mi piace molto. Il nostro locale si trova a Piazzola sul Brenta, in piazza Paolo Camerini. È nato nell'agosto del 2021 con l'obiettivo di far divertire i giovani. Abbiamo cominciato a fare dei pranzi ricercati ma molto veloci per la gente degli uffici qua di Piazzola sul Brenta e abbiamo cominciato a tenere degli eventi in collaborazione con Villa Bonin e con altre realtà della zona. E invece la sera siamo cocktail bar, aperitivi, per il dopo cena facciamo sempre divertire. La mia giornata lavorativa inizia di solito alle 8:30, dove inizio a fare le colazioni, poi verso mezzogiorno iniziamo con i pranzi e concludo la mia giornata lavorativa verso le 4:30-5. I lavori che faccio sono prendere le ordinazioni, accogliere i clienti, la pulizia del locale, sbarazzare i tavoli, faccio anche aperitivi, caffetteria. L'anno scorso abbiamo affrontato il primo anno di alternanza scuola-lavoro con Rachele appunto e abbiamo deciso alla fine dell'anno scolastico di assumere e di continuare questo percorso insieme. Ad oggi stiamo aspettando altri 2 stagisti nel nostro locale sperando che vada molto bene come è stato il primo anno. Nel caso di Rachele ha scelto uno dei mestieri più belli del mondo a mio avviso perché dà l'opportunità di lavorare sempre a contatto con le persone, mettersi in gioco soprattutto su difficoltà, momenti molto dinamici in azienda e soprattutto di avere la possibilità di entrare in diverse aziende con standard di qualità completamente diversi tra loro. Rachele ha intrapreso il percorso di sistema duale che l'ha portata attualmente a lavorare con un contratto di apprendistato di primo livello presso il locale Civico 44 di Piazzola sul Brenta. Rachele è stata presentata in azienda, ha fatto un colloquio, dopodiché abbiamo gestito la parte contrattualistica, quindi successivamente si è seguito il monitoraggio dello sviluppo di competenze durante tutto il percorso. Durante l'esperienza come tutor ho visitato il locale per monitorare l'andamento dell'esperienza e la soddisfazione soprattutto dell'allieva. Provenendo da una scuola di formazione professionale, ossia l'Eneip, ho deciso di sposare questo progetto di alternanza scuola-lavoro perché credo nei giovani come opportunità di crescita, come io vedo i ragazzi che arrivano qua e in qualche mese cambiano sia nel lato pratico sia nel lato personale. Una difficoltà che avevo all'inizio era di relazionarmi con i clienti, che mi trovavo un po' impacciata e timida, mentre adesso sono più sciolta e riesco a relazionarmi meglio. Spero di continuare a lavorare in questo locale perché è un locale che mi ci trovo molto bene, oltre ad essere vicino a casa ho anche dei belli orari e mi trovo molto bene anche con i colleghi. L'alternanza scuola-lavoro è l'occasione per i nostri allievi di dimostrare che lavorando si impara.